Banche Venete al centro della discussione oggi nella sede della Giunta regionale del Veneto. A convocare le parti interessate il presidente Zaia, che sta seguendo costantemente l'evoluzione delle vicende montebellunesi e vicentine, con particolare attenzione ai piccoli risparmiatori. Per questo Zaia vuole concretizzare al più presto un piano operativo. Aiuti alle famiglie da un lato, per quanto riguarda le famiglie, soprattutto il tema della difesa legale, ma anche di altre partite che presenteremo bene. Dall'altro invece quello che ci interessa dire per le imprese, fondi di accesso al credito, fondi di garanzia e molto altro ancora. In gioco, ha sottolineato il presidente, è l'intera economia veneta. Per questo con Veneto Sviluppo la regione vuole intervenire concretamente a sostegno del credito alle imprese che potrebbero cadere nel vortice dell'usura. Da qui l'idea di utilizzare un fondo apposito. C'è un fondo antiusura a livello nazionale e possiamo pensare che molte imprese in difficoltà debbano essere aiutate onde evitare che magari finiscano nel giro dell'usura e quindi vada a finire ancora peggio. Quindi direi che i danni che le due banche hanno portato all'interno delle imprese debbono essere tamponati e noi dobbiamo cercare di aiutare i nostri imprenditori. Noi facciamo in modo che queste imprese siano garantite quantomeno dalla finanziaria regionale, quindi Veneto Sviluppo. Banche Venete inevitabilmente verso la fusione, nonostante il parere contrario dei sindacati. Resto di questa idea, devo anche dire che la proprietà oggi di queste due banche ci dice o facciamo la fusione o spezzettiamo le banche o le vendiamo. Quindi vuol dire che comunque accadrà qualcosa. Valutiamo l'opportunità di poter mantenere occupazione e avere un punto di riferimento regionale come banca.